Il moderatore di queste benemerenze CONI 2019 è il nostro collega Antonio Ledà, un appuntamento ormai fisso, abbiamo detto poc'anzi con Lucio Masia, in un'atmosfera un pochino differente perché è venuto a mancare uno dei fautori di questa kermesse che è il compianto Gianfranco Fara. Però lo sport continua e a vedere insomma questa platea continua a dare grossissimi risultati, Antonio. Sì, è proprio come dici tu, adesso 2019, io qua credo di averne fatti 20 o qualcosa del genere, c'era ancora Montalbano, c'era insomma un'altra generazione. Mi fa piacere essere qua perché vedo un sacco di ragazzi che vengono fuori tutti gli anni, ogni anno c'è qualche campione nuovo, quindi insomma è divertente seguirlo. C'è questa nota di nostalgia, Gianfranco Fara, noi ci eravamo sentiti a novembre, in occasione degli stati generali dello sport a Tempio, e ci eravamo dati appuntamento qui, ci facciamo gli auguri e poi pensiamo all'anno nuovo, e non ce l'ha fatta, e quindi insomma c'è questo veloce, però so che sarà qua, almeno me lo sento qua, quindi insomma andiamo avanti. Sport a 360 gradi, poc'anzi si parlava con Lucio di quelle che sono gli exploit dei cosiddetti, e ancora una volta, anche se a me non piace utilizzare questo termine, sport minori. Gli sport per noi sono tutti uguali perché sono sacrificio, sudore, impegno, a qualsiasi latitudine, a qualsiasi longitudine. Antonio, la Sardegna esprime, nonostante le mille difficoltà, veramente tantissime eccellenze. Qual è il segreto? Ma non lo so, secondo me la passione che ancora c'è, vedo che tanti ragazzi continuano a frequentare le palestre, anzi più di prima, e non è soltanto calcio e non è soltanto basket, hai ragione tu, qua ci sono un sacco di ragazzi che fanno danza, karate, sport cosiddetti minori, che minori non sono, lo ripetiamo tutti gli anni. Quest'anno c'è la nota positiva che anche il calcio, il volley e il basket stanno andando bene, quindi questo aiuta a trascinare poi tutto il resto del movimento. Beh, è chiaro che ci sono gli sport che vanno sempre per la maggiore, però credo che possano essere uno scrigno da tenere in debita considerazione per la crescita e, perché no, con le partnership che ci sono con società, dico minori per quanto riguarda i campionati, che però possono esprimere talenti e quant'altro. Sì, questa è sicuramente una chiave vincente. Adesso vedo che c'è questa collaborazione tra Dinamo e Torres, vedo che c'è la collaborazione anche tra Latte Dolce e Torres, tutto sommato ci si parla, insomma la collaborazione aiuta, fa crescere il movimento. La Dinamo è un gioiello ovviamente per questa città, però non c'è solo la Dinamo e la sala si sta riempendo, quindi vuol dire che c'è molta attività e che è meglio così. Buon lavoro! Grazie.